Coperture vaccinali in calo. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che rileva una situazione drammatica al limite della soglia di sicurezza. Poliomielite, tetano, difterite ed epatite B. La copertura vaccinale è scesa complessivamente in Italia sotto il 95% ed in Veneto la situazione è ancora più grave. Per i bimbi nati nel 2012 la copertura per poliomielite, difterite e tetano risulta del 93%, dell'88,6% per il morbillo, con un calo complessivo fino al 2,5% rispetto ai bimbi nati nel 2011. Un quadro che desta non poca preoccupazione negli ambienti sanitari, anche per il possibile ritorno di malattie infettive finora tenute sotto controllo grazie proprio all'ampia diffusione delle vaccinazioni. Ci sono alcune malattie che sembravano scomparse nel passato, morbillo od altri, che stanno avendo recrudescenze importanti e che possono avere complicanze significative. I vaccini previsti per l'età pediatrica dal 2007 in Veneto non sono più obbligatori, così sempre più di frequente alcuni genitori scelgono di non vaccinare i propri figli, spesso nel timore di possibili effetti collaterali. Al di là di voci false ed incontrollate di sedicenti specialisti che nominano le vaccinazioni come causa di chissà quali tipi di patologie, la vaccinazione è per i nostri figli un obbligo, è un obbligo per i figli singoli, è un obbligo per i figli in comunità ed è un obbligo anche per una sorta di benessere della società nel suo complesso. L'ULSS 9 di Treviso sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, perché non vaccinare i bambini significa esporli a rischi assai più gravi di quelli delle vaccinazioni. I rischi reali non ce ne sono, ci sono certo i rischi generici delle vaccinazioni che hanno alcune implicazioni su numeri bassissimi, ma il rischio è nettamente superiore quando si contrae la malattia.